Le 12 GS del Bitonto con il numero 5 Levian Tampa, con il numero 6 Susi Nicoletti, con il numero 7 Diana Santos, con il numero 9 Renatina, con il numero 10 il capitano Lucileia, con il numero 11 Stefania Coda, con il numero 13 Francesca Buquicchio, con il numero 15 Maria Vittoria Sestri, numero 18 Mayra Ampadessa, numero 20 Alessia Greco, numero 21 Alessandra Di Vincenzo, numero 27. Dopo oltre un mese il Bitonto torna al Pala Panzini per affrontare l'Atletico Foligno. La squadra di Marzoli, reduce dal pari del Pala Torino contro la Lazio, 3-3, vuole tornare a correre contro un'avversaria difficile e rognosa. E allora benvenuti al Pala Panzini per Bitonto Atletico Foligno, giornata numero 3 della Serie A femminile Fables. Squadre che sono appena entrate in campo per questa sfida. E allora partiamo subito con gli effettivi a disposizione dei due tecnici. Partiamo dalla formazione ospite, dall'Atletico Foligno, dalle ombre di mister Luigi Battistone, che ha a disposizione Cecconi, Narcisi, Ferroni, Fortunati, Sulpizzi, Corboli, Zelli, Castagnoli, Dos Santos, Baldassarri, Pezzolla e Proietti. Dall'altra parte invece Bitonto con qualche novità, non ci sono Iosi, c'è Nicoletta Mansueto, ci sono invece Coda, Tampa, Nicoletti, Diana Santos, Renatigna, Lucileia, Pezzolla, Sesti, Grieco, Di Vincenzo, Buquicchio e Pernazza. Allenatore Gianluca Marzuoli. Gli arbitri: Denis Precai di Treviglio il numero 1, Carlotta Filippi di Bergamo la numero 2, Paolo De Lorenzo di Brindisi il cronometrista. E allora andiamo a raccontare questa gara. Come dicevamo nello stand-up, Bitonto che è reduce da questa sconfitta anche un po' sfortunata al Pala Torino contro la Lazio. La squadra di Marzoli ha subito almeno un paio di gol che poteva evitare su due deviazioni, una tra l'altro della ex Grieco, l'altra di Diana Santos. Espulsa dopo 3 minuti Josi Oliveira per quel tocco di mani abbondantemente fuori dall'area sulla sgroppata dei Siclari. E ora quindi, dopo questo piccolo passo falso ovviamente per il cammino che di solito il Bitonto è abituato a fare contro la Lazio, vuole tornare a vincere contro un Foligno invece che è partito bene, un buon avvio di stagione, la vittoria a Cagliari della seconda giornata, una buona gara anche contro il Molfetta nell'ultimo turno, con un paio di errori a porta vuota che potevano indirizzare diversamente la partita. La squadra di Battistoni, squadra fortemente a trazione ombra, con giusto un paio di elementi da fuori. Una è l'ex Bitonto Pezzolla e l'altra è Jessica Nayara Dos Santos. È squadra che può dare fastidio al Bitonto. E allora partiamo con, tra l'altro, una grossa novità tra i pali del Bitonto: esordio per Stefania Coda, ragazza giovanissima, classe 2008, all'esordio assoluto, lei che è di Polignano, arrivata dallo Sport e Amicizia, una ragazza che si è distinta già ieri nella finale Under 19. Nel frattempo la gara è cominciata, dicevamo, nello spareggio Under 19 del Bitonto, che ha disputato la formazione di Lucileia
al Palarigopiano. Si è ben distinto, ha segnato anche un gol. Andiamo in cronaca diretta, andando anche a vedere quali sono gli starting five delle due squadre, mentre occhio a Renatigna, prima azione del Bitonto col mancino di Renatigna, fermata dall'intervento di Arianna Proietti. Lucileia, Diana Santos, palla per Greco, ancora Diana Santos, Lucileia, Renatigna, Diana Santos, affrontata da Elisa Narcisi. Greco subito si butta nella metà campo avversaria, la squadra di Marzuoli, chiamata in causa Coda. E allora Bitonto con Coda tra i pali, poi c'è Greco, Diana Santos, Renatigna e Lucileia. Questo è lo starting five di Marzuoli, che Marzuoli ha scelto per iniziare questa gara. Dall'altra parte invece Zelli, Dos Santos, Baldassari. Occhio ora alla conclusione di Diana Santos, gli apposi del pubblico. Poi c'è Narcisi tra i pali, Arianna Proietti, Lucileia. Torniamo al parquet, torniamo alla partita con il Bitonto che manovra. Alessia Greco affronta Pezzolla e non Zelli. Pezzolla, sorella di Carmen, che gioca tuttora nel Bitonto. Le due hanno giocato insieme 3 anni fa con la maglia nero-verde. Diana Santos, Greco, Renatigna, calcia col destro, palla impattata da Proietti, palla fuori ancora Bitonto dopo i primi 2 minuti. Bitonto che cerca ancora il gol, ci prova Greco dalla distanza, apre troppo il piattone, palla che finisce alta sulla traversa. Nayara, l'ex Verona, va da Pezzolla, lungolinea, cerca il capitano Elisa Narcisi, fermata però da Renatigna, che va a lungolinea da Greco. Greco calcia, forse con un braccio, e così fischia l'arbitro, rigore per il Bitonto, fallo con la mano di Dos Santos sulla scivolata, toccato con il braccio Jessica Nayara Dos Santos. E allora pallone dal dischetto affidato a Lucileia. Lucileia contro Proietti. Pronta Lucileia, va col destro, morbido, piazzato per l'1-0 del Bitonto. Esulta Lucileia, che apre le marcature. Quarto gol stagionale per Lucileia, che inizia a mettere gol nel motore. Questa volta su rigore il sigillo del capitano del Bitonto, Pezzolla. Baldassarre, Greco accomoda il pallone per l'uscita di Coda. Diana Santos, Greco, Renatigna, prova la giocata su Dos Santos, poi Greco passa il pallone, 2-0 Bitonto. E Bitonto segna il 2-0, ha segnato il numero 20 Alessia Greco.
Palla che passa tra le gambe di Arianna Proietti. 2-0. Bitonto dopo neanche 3 minuti. Occhio Renatigna, palo esterno. Ancora le leonesse, ancora la formazione di Marzoli. Vicino al terzo gol Pezzolla, Narcisi su Lusileia, palla che termina out. Rimessa laterale per le ragazze di Battistoni, il tecnico di Marigliano, Battistoni alla seconda stagione all'Atletico Foligno. Narcisi, Dos Santos, lancio lungo verso Baldassarri. Narcisi, poi Renatigna, palla che passa, Lusileia, una prateria davanti, Lusileia arriva a Narcisi a dar fastidio, riesce a strappare il pallone alla giocatrice del Bitonto, poi si porta il pallone out, rimessa laterale, importante ripiego difensivo del capitano dell'Atletico Foligno che evita il 3-0, aveva tanto spazio Lusileia, ancora Lusileia, cerca lo scambio con Diana Santos, palla in mezzo, ancora Narcisi di testa allunga, mentre ora entra in campo Castagnoli, una delle poche ragazze arrivate nel mercato di quest'estate, lei che arriva dal Perugia. Renatigna, palla deviata, infatti in un primo momento sembrava ci fosse stato il tocco. Vediamo che cosa decide l'arbitro numero 2, la signorina Carlotta Filippi di Bergamo. Alla fine non c'è stato tocco, quindi la rimessa dal fondo è per il Foligno. Narcisi sbaglia questa fase di ripartenza il Foligno, sarà corner per le bitontine con Diana Santos che va dietro da Tampa, pronta a caricare il destro. Castagnoli la segue, prova a non farla calciare, c'è la deviazione di Castagnoli, ma l'ultimo tocco è stato di Tampa e allora rimessa dal fondo per il Foligno. Pezzolla, Dos Santos, Narcisi, Dos Santos messa un po' in difficoltà da Narcisi, costretta a spazzare la brasiliana. Pernazza, duello con Dos Santos, ultimo tocco di Pernazza, palla verso Castagnoli, buono il recupero difensivo del Bitonto, buono anche il pallone verso Nicoletti che ha provato al volo a sorprendere Proietti, non è riuscito a centrare la porta. Questa percussione offensiva. Susi Nicoletti è entrata da qualche istante sul parquet del Palapansini. Intervento di Pezzolla, chiede scusa Pernazza, rimessa laterale per il Bitonto. Grieco, Tampa, chiuso da Pezzolla, ancora Tampa, Grieco, Nicoletti, Tampa, ha spazio, carica il destro, calcia, buono l'intervento di Proietti, rimessa ancora per il Bitonto, Nicoletti, Tampa, affronta Narcisi, questa volta cercato un passaggio rasoterra
cercato Alessia Grieco, la palla imprecisa, termina fuori. Bitonto che non lascia metri al Foligno, che ha difficoltà a superare la metà campo. Ecco ancora il Bitonto. Pernazza, Narcisi va a riprendersi il pallone. Pernazza recupera la sfera su Pezzolla, dietro il pallone Tampa, Grieco a sinistra, la palla per Pernazza, tenta Pezzolla, chiude la ex compagna di squadra Chiara Pernazza, rimessa per il Bitonto. Renatigna, Narcisi, ancora Bitonto, Nicoletti, fallisce il passaggio di Suola, Tampa, poi Renatigna ha provato a spiazzare Proietti, lo spazio però era poco. Palla riconquistata dal Foligno, Pezzolla prova lo scambio che riesce con Castagnoli, riesce in un primo momento, la palla non viene controllata da Maria Grazia Pezzolla e riparte il Bitonto. Pernazza, Nicoletti, calcia Nicoletti con il mancino sul primo palo, attenta Proietti che ora va a lungolinea, anticipo di Tampa, ributta il pallone avanti il Foligno, ma coda è attenta, è stata Zelli a rilanciare. Renatigna, Tampa, calcia Tampa, prodezza di Proietti che si fa trovare pronta, scende bene sul fianco e disinnesca il tiro di Tampa. Renatigna, ancora Tampa, Renatigna da ferma, calcia con il destro, palla out. Pernazza, ancora Pernazza, Tampa, Susi Nicoletti, fischia l'arbitro, cambio palla, la rimessa diventa del Foligno, errore nella battuta di Nicoletti, calcia intanto, prova a farsi vedere Beatrice Castagnoli, questo mancino quasi al volo, uno dei primi tentativi del Foligno. Renatigna, Castagnoli, Pezzolla, vince il duello con Renatigna, sbaglia però l'apertura verso Sharon Zelli, palla troppo larga per l'ex Arezzo e Perugia, calcio a 11, arrivata a Foligno nel 2022. Sharon Zelli, Castagnoli, Lusileia, Renatigna, ancora Lusileia, l'uscita di Proietti, salvifica, anticipa Lusileia, Baldassarri, ancora Zelli, Pezzolla, Zelli, prova ad allungarsi il pallone ma non ci arriva più e allora riparte il Bitonto. 9 minuti sono passati al nostro cronometro, 2-0 il punteggio in favore del Bitonto, che conduce anche con una discreta tranquillità fino a questo momento la partita, concedendo davvero poco alle ombre di Battistone. Lusileia prova Tampa, Proietti, Baldassarri, palla lunga, lascia sfilare Stefania Coda,
appena 16 anni, Coda, arrivata quest'anno al Bitonto. Tampa, Renatigna, ancora Tampa, calcia Tampa, secco e preciso il tris di Tampa che vale il 3-0 per il Bitonto. Il 3-0 del Bitonto ha segnato il numero 5, Tampa! E allora 3-0 quando siamo al giro di boa di questo primo tempo, il Bitonto consolida il vantaggio con questa bella conclusione precisa, chirurgica di Tampa. Fortunati, palla rubata da Diana Santos che può preparare il mancino, preferisce giocarsi il pallone, buttarlo in mezzo con forza, non c'è la deviazione, rimessa per il Foligno. Baldassarri, Dos Santos, palla rilanciata da Tampa lungo linea. Proietti lungo, cerca Fortunati, palla addomesticata dalla numero 92, Baldassarri affronta Lusileia. Narcisi si muove da sola, centro del campo, arriva il raddoppio di Tampa, la pressione del Bitonto. Renatigna recupera il pallone di corsa, ha spazio, Renatigna 1 contro 1 su Narcisi, palla dentro, si alza un campanile. Dos Santos la risolve, Dos Santos che poi va anche a contrastare il bel tiro al volo di mancino di Lusileia, mettendoci il corpo. Corner per le Leonesse, Renatigna calcia lei, centrale, interviene Proietti, allunga Narcisi, Diana Santos, Tampa, Renatigna fa sbucare il pallone alle spalle di Fortunati. Poi Tampa, entrata dal piede di Elisa Narcisi. Capitano dal 2018. All'Atletico Foligno, lei che è stata anche capitano in passato. Il Grifo Perugia. Si continua a giocare quando siamo arrivati a 8 minuti dalla chiusura del primo tempo. Narcisi alza il pallone di testa, Diana Santos, poi Lusileia affronta Narcisi, la sterzata di Lusileia dentro il pallone, Diana Santos, il palo tra Diana Santos e il gol del 4-0. Dentro il pallone Narcisi intercetta Lusileia, poi Grieco tiene viva l'azione per il Bitonto, prova Lusileia a intervenire al volo per bloccare questo tiro di Grieco. Intanto la palla è uscita. E il Foligno riparte dalla rimessa dal fondo subito giocata dalle ragazze di Battistone. Dos Santos, Diana Santos dall'altra parte, poi Grieco dentro il pallone,
per il gol del Bitonto con Alexandro Di Vincenzo, che si regala anche una marcatura quest'oggi. Di Vincenzo grande protagonista nella gara di ieri contro il Tiki-Taka. Si giocava lo spareggio per accedere alla Supercoppa, alla finale di Supercoppa. Il Bitonto che ha vinto 6-1, 3 gol di Di Vincenzo, che oggi si concede il bis con questo appoggio sull'assist di Grieco. Ancora Bitonto inarrestabile, la formazione di Marzoli, calcio di Diana Santos, palla che rimbalza out. Alexandro Di Vincenzo non si accorge del pallone Lusileia, riparto Dos Santos, favorita anche dal rimpallo. Narcisi però non riesce a calciare, c'è coda davanti a lei, sarà corner per il Foligno, l'azione più pericolosa finora per le ombre. Pezzolle non tiene il pallone, esce Proietti che va dalla distanza, Proietti calcia, coda risponde, mette giù il pallone e riparte il Bitonto. 4-0 per la squadra di Marzoli. Lusileia, è partita Grieco, vista da Lusileia, calcia Grieco, la deviazione di Narcisi che sta correndo da una parte e dall'altra per cercare di fermare le indiavolate ragazze di Marzoli. Narcisi, Pezzolla, Diana Santos di testa, appoggia verso Di Vincenzo, ormai da tempo nel Bitonto. Lusileia calcia, palla che termina out e lascia il posto a Pernazza. Lusileia, Pernazza, Di Vincenzo, Dos Santos, Pezzolla, Narcisi, ancora Pezzolla, Di Vincenzo tocca, mette in movimento Grieco, calcia Grieco, si è allungata un po' troppo il pallone Alessia Grieco, ha respinto Proietti. Grieco, Dos Santos con mestiere lascia sfilare il pallone. Dos Santos, Narcisi, palla lunga di testa di Diana Santos, poi Pernazza, rimessa per il Foligno. Pezzolla, Dos Santos, Diana Santos, ruba il pallone, ancora Diana Santos, che buca, Proietti per il 5-0 Bitonto. Sul velluto la squadra di Marzoli, Diana Santos mette a referto il suo primo gol stagionale con la maglia del Bitonto. Pernazza, palla che rimane lì, non c'è l'intervento falloso di Dos Santos, la
fine Foligno che conquista la rimessa laterale. Pezzolla, Dos Santos, poi Narcisi, cerca in avanti Castagnoli, dall'altra parte il Bitonto, Grieco recupera Pezzolla, riparte il Foligno, prova la percussione centrale, Pezzolla, intervento in chiusura di Nicoletti, rimessa per le Umbre. Oh Ciccio, ti sta bene il fucsia, cara. Rimessa laterale per il Foligno con Dos Santos che va in mezzo per Pezzolla, ancora Dos Santos dietro il pallone, Proietti cerca la soluzione profonda, la ricerca di una spizzata, di un tocco da parte di Beatrice Castagnoli, palla però che finisce direttamente out. 3:37 ancora da giocare in questo primo tempo che sorride ampiamente al Bitonto. 5-0 il punteggio parziale, dall'altra parte Castagnoli va profonda l'uscita di coda che ci mette il corpo e riceve gli applausi del pubblico del Palapanzini. Greco calcia lei, bell'intervento anche di Proietti che chiude il primo palo e concede il corner al Bitonto. Calcia Tampa, un missile quasi addosso a Grieco. Pezzolla, Dos Santos, Tampa mette il pallone fuori, va a chiudere la sgroppata di Pezzolla, l'ex tiki-taka. Pezzolla sbaglia Sharon Zelli, Dos Santos, Pezzolla, si muove Zelli, questa Pezzolla, finiscono in due a terra, il signor Recai di Treviglio concede la rimessa al Foligno che Dos Santos calcia alta sulla traversa. Tampa, Grieco, Tampa, Pernazza, Nicoletti, ancora Tampa per Pernazza, non si intendono Nicoletti e Tampa, rimessa laterale per il Foligno. Castagnoli, poi Baldassarri, Zelli, ancora Castagnoli, Dos Santos, buona la chiusura difensiva di Pernazza. Bitonto che riconquista il possesso di palla. Tampa, Nicoletti, Grieco, Pernazza, partita Nicoletti, palla dentro però è brava Castagnoli a prendersi questo pallone. Narcisi, Castagnoli, prova l'azione offensiva l'Atletico Foligno ma viene chiusa. Ancora Castagnoli da Pernazza, tornata in difesa. Zelli sbaglia. Ultimi 90 secondi di questo primo tempo.
Nicoletti, Grieco, ancora Nicoletti, Tampa, resiste alla carica dell'avversaria, palla dentro, Foligno che prova a liberarsi del pallone in qualche modo, alla fine Baldassarri mette fuori, chiude così il Foligno, rimessa laterale per il Bitonto. Tampa, Grieco, la finta, occhio alle scintille tra Grieco e Baldassarri, un po' di confusione l'intervento di Zelli su Tampa che non accetta le scuse di Zelli, intervento sulla coscia della numero 5, è stato un momento, paio di azioni, 2 o 3 azioni un po' troppo vigorose, ecco, diciamo così. Rimessa laterale per il Bitonto, 40 secondi ancora da giocare. Palla morbida dentro, la tocca Proietti, corner Bitonto che prova a chiudere nella metà campo del Foligno, Pernazza, Nicoletti, lo scarico per Tampa, Pernazza, dentro il pallone c'è la deviazione di Castagnoli, ancora corner per la squadra di Marzoli, Tampa, Grieco, Tampa, il movimento di Tampa che calcia e trova il palo. Ancora un legno, il terzo per il Bitonto, riparte intanto Narcisi dall'altra parte, sbaglia Coda, palla che passa sotto i piedi del portiere del Bitonto ed è 5-1, Narcisi segna il secondo gol consecutivo, aveva segnato anche contro il Molfetta. L'applauso del pubblico del Palapanzini per rincuorare Stefania Coda dopo l'errore. La ragazza giovanissima, rincuorata anche da Susi Nicoletti, la più esperta. Esce dai pali Coda e si chiude qui il primo tempo. 5-1 Bitonto Atletico Foligno, noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo della partita.
E allora torniamo in campo per Bitonto Atletico Foligno, 5-1 il parziale, con un Bitonto che ha lasciato davvero poco spazio alle ombre di Battistone. Si riparte in questo momento, sicuramente la partita più complessa per l'Atletico Foligno in questo avvio di stagione. Bitonto che ha letteralmente martellato le ombre, anche 3 legni colpiti dalle ragazze di Marzuoli, che hanno lasciato solo lo spazio a Narcisi nel finale per il gol della bandiera. Narcisi che ora va a prendersi il pallone. Vediamo come riscende in campo la formazione di Battistone. Bella conclusione di Mancino di Baldassarri, ottima la risposta di Coda, ci prova ancora il Foligno con Dos Santos, subito con grinta le ragazze umbre. Atletico Foligno alla seconda stagione in Serie A. Lucileia prova a spostarla di Dos Santos, ora Diana Santos, poi Di Vincenzo, c'è lei nello starting five del Bitonto in questo avvio di secondo tempo. Renatigna, Alexandra Di Vincenzo, palla dietro, pallone per Diana Santos, Renatigna, poi Di Vincenzo, Diana Santos, calcia Lucileia, vediamo se c'è la deviazione, credo di sì, infatti Diana Santos si avvia trotterellando verso il corner per rimettere in gioco il pallone, palla dentro, palla scampanata da Baldassarri, Di Vincenzo calcia, palla smorzata da Narcisi, corner Bitonto. Renatigna, Diana Santos, ha cercato Lucileia, palla troppo forte per il capitano del Bitonto, e Foligno che riparte con Narcisi. Palla corta, Baldassarri, la pressione di Renatigna, poi Dos Santos, cerca Narcisi, occhio a Castagnoli col mancino. Di Vincenzo era tornata sulla numero 16, si salva il Bitonto, buono l'intervento di Coda, e Bitonto che riparte da Diana Santos più volitiva. La formazione ombra in questo avvio di secondo tempo. Lucileia, Renatigna con la suola, va da Diana Santos, intercetta il Foligno nel tentativo di liberare l'area, però Baldassarri si porta la sfera fuori. Ancora Bitonto, Proietti, calcio a Renatigna, bella la giocata al volo di Renatigna sul corner, palla che termina out. Ancora Di Vincenzo, calcia, palla fil di palo, con le mani Proietti, va a lungo da Castagnoli. Palla che termina out, ultimo tocco di Lucileia. Dos Santos, corner a Bitonto. Ancora un pallone che termina out. Diana Santos, Coda, Lucileia, Baldassarri, Diana Santos dietro per Di Vincenzo, ancora Alexandria Di Vincenzo, poi
Diana Santos, Renatinha, Lucileia nel corridoio, Lucileia 6-1 Bitonto. Il 6-1 del Bitonto ha segnato il numero 10, il capitano Lucileia. Diana Santos disegna il filtrante, Lucileia mette il sigillo per il 6-1 della formazione di casa. Doppietta per Lucileia. Pezzolla. Di Vincenzo, buono il pallone messo dentro su Renatinha che non riesce a girarsi. C'erano in due su di lei. Coda lascia Lucileia perché c'è la rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, Lucileia, Di Vincenzo, buona gara di Vincenzo, autrice anche di un gol quest'oggi. Buono il passaggio in orizzontale di Lucileia, di Diana Santos verso Lucileia, stava arrivando la numero 10. Per una frazione di secondo non riesce a impattare il pallone. Narcisi dialoga con Pezzolla, la tiene all'angolo la coppia Renatinha e Lucileia. C'è l'ultimo tocco bianco-blu e quindi corner Bitonto che se lo conquista con quella pressione sul corner. Diana Santos calcia, palla deviata, ancora calcio d'angolo per il Bitonto. Trascorsi i primi 4 minuti di questo secondo tempo e 6-1 Bitonto. Diana Santos, Renatinha cerca lo spazio per calciare, Pezzolla sul pallone, Diana Santos in mezzo, c'è Lucileia, la tiene Proietti, evita il 7-1, riparte dall'altra parte la formazione Umbra, calcia Pezzolla, si rifugia in corner, un'attenta coda. Calcio d'angolo battuto che sarà battuto dall'Atletico Foligno con Dos Santos che sbaglia, regala il pallone a Lucileia. Lucileia che si è portata la sfera out. Pezzolla, ancora Foligno, cerca lo spazio per calciare, trova le gambe di Diana Santos, sarà rimessa laterale Foligno, meglio il Foligno in questo secondo tempo rispetto a un primo tempo in cui ha subito per quasi tutta la gara la pressione e le iniziative del Bitonto. Renatinha, Diana Santos, Di Vincenzo, poi Renatinha fa passare il pallone in mezzo a due, Di Vincenzo lo raccoglie, poi Lucileia, ancora Di Vincenzo, Diana Santos lancia Renatinha, palla troppo lunga per Renata Damatti. Narcisi, prova a fare tutto da sola, Di Vincenzo la chiude e finiscono entrambe contro la balaustra laterale. Speriamo che non si sia fatta nulla di male. Narcisi rassicura, tutto ok per il capitano dell'Atletico Foligno. Dos Santos, poi Corboli, Narcisi, ancora Pezzolla, non tiene il pallone in campo. Diana Santos la chiude Corboli che porta la palla oltre la linea di fondo, corner subito battuto, Grieco di prima intenzione, palla troppo alta sul suggerimento rapido di Diana Santos. Narcisi, tocco di prima di Corboli, Grieco recupera, mette dietro il pallone su coda, poi Tampa,
palla fuori, impreciso il passaggio di Tampa, anche lei ha referto questo pomeriggio di Serie A. Ricordiamo giornata numero 4. Bitonto che ha già affrontato il turno di riposo. Come dicevamo in avvio di gara, Bitonto che è tornata dopo più di un mese a giocare in casa a causa del turno di riposo, dell'impegno della nazionale e poi della gara in trasferta contro la Lazio. Corboli, Pezzolla, duello con Tampa che prova a calciare, arriva a rimorchio come una furia Grieco. 8-1. Scusate, 7-1 ha segnato il numero 20 di Grieco. Alessia Grieco. 7-1 quindi per il Bitonto, un Grieco che sfrutta la ribattuta di Proietti, poi Renatigna ed eccolo l'8-1, danza sul pallone Renatigna e va a segno Renata Damatti. E di quanto segnato nell'8-1, una magia, il numero 9, Renatigna. Tutta la classe, tutte le doti tecniche di Renata Damatti in questo gol dell'8-1 e si diverte il Bitonto. Intanto Atletico Foligno che con Battistone fa un cambio in porta, fuori Proietti, dentro Adele Cecconi. Grande risposta della formazione di Marzoli alla 3-3 del Palatorrino. L'aveva detto in settimana a Any Given Sunday Nicoletti. Intanto occhio a Cecconi che ha provato la fuga solitaria. Dicevamo, l'ha detto Nicoletti, che bisognava tornare a essere concentrati e a vincere dopo un pareggio che, come diceva sempre Nicoletti, ha fatto bene al Bitonto. Tanto intervento di Narcisi un po' pericoloso qui su Tampa. Calcio di punizione per il Bitonto. Bitonto che ha allungato nel momento migliore del Foligno. Calcio a Tampa, Grieco, va lei nel destro, palla non molto lontana dallo specchio. E ora fa ruotare le sue Luigi Battistone, l'ex Futsal Irpinia, che ha condotto la promozione in Serie A. Tre anni fa. Calcio a Baldassari, la risposta di coda che continua a essere accompagnata dal pubblico che va a sottolineare ogni bella parata di coda, grande personalità per la sedicenne, oggi all'esordio in Serie A. Nicoletti, Grieco, Tampa, sbaglia e allora prova ad approfittarne Lucia Sulpizzi. Qui mancata la misura, palla di poco fuori. Con le mani coda va da
Pernazza, poi Greco, si è mossa, si è lanciata Nicoletti che tiene il pallone, riesce però a servire Pernazza, riparte il Foligno con Zelli che cerca Jennifer Baldassarri, palla fuori. Buon ritmo di gara in questo momento della partita, siamo quasi a metà della ripresa. Narcisi, palla verso Baldassarri col cuore, Elisa Narcisi. Nicoletti, palla verso Tampa, poi Pernazza, riparte Greco, occhio a Greco, prova a sterzare Narcisi, ancora le va a strappare via il pallone dai piedi. Narcisi, Zelli, la palla è uscita, la rimessa laterale per il Bitonto. Greco, Tampa, poi Baldassarri, palla verso Zelli, bravissima qui, ancora Coda che ci mette il corpo, ancora un applauso per Coda che va a prendersi anche questo pallone, c'è la carica sul giovane portiere del Bitonto, calcio di punizione per la formazione di Marzoli. Greco, Tampa, Pernazza, le sfugge il pallone, Dos Santos dietro per Cecconi, palla lunga, out la sfera, rimessa laterale per il Bitonto, per le Leonesse che, lo ricordiamo, conducono 8-1. Greco fa sparire il pallone, lo fa ricomparire un po' più avanti, c'è forse il tocco, se ne rende conto l'arbitro numero 2 con il braccio di Dos Santos, calcio di punizione per il Bitonto, posizione interessante. Calcio di punizione affidato a Lusileia, poco più in là del dischetto del rigore. Calcio a Lusileia, la palla tra una selva di gambe, rimane impantanato, poi libera il Foligno. Lusileia, calcio ancora, palla alta sulla traversa, sul Pizzi. Dos Santos, il pallone è già uscito, Lusileia, palla dentro, Renatigna, spazio, Renatigna, Greco! Trissa per Greco, 9-1 Bitonto. Bitonto ha segnato il numero 20 Alessia Greco. Renatigna, Greco che si porta a 5 marcature stagionali. Questa tripletta, Renatigna va a Cecconi a sbarrarle la strada, palla out, palla fuori, Lusileia, comodo il pallone, va a destra da Di Vincenzo, poi Renatigna, Lusileia,
Di Vincenzo, palla bloccata da Sulpizzi, Renatigna ancora Bitonto che ora sembra aver ripreso in mano completamente il pallino del gioco. Di Vincenzo, Renatigna, rimessa laterale per il Foligno, Baldassarre, coda in tuffo, poi Lusileia. La palla rimane tra Castagnoli e Sulpizzi. Alla fine ultimo tocco di Lusileia, rimessa laterale per il Foligno. Dos Santos, Narcisi, palla lunga in testa Dos Santos, rimessa laterale per il Foligno perché c'è stata la deviazione di Renatigna. Ancora Foligno, Narcisi, con la sola Dos Santos, buono l'1-2, Narcisi cerca lo spazio per calciare e di spalle allora va da Baldassarri che calcia e trova ancora coda, attenta sulla conclusione della numero 22. Diana Santos, Renatigna, palla per Di Vincenzo, di poco fuori la conclusione di Alexandria Di Vincenzo, messa davanti alla porta da Diana Santos. Narcisi, Dos Santos, può tenerla Lusileia. Ultimo tocco di Lusileia, la rimessa laterale per Dos Santos che cerca Castagnoli, poi Alexandria Di Vincenzo, Diana Santos, Lusileia, Diana Santos, c'è la deviazione, la rimessa laterale per il Bitonto, Diana Santos, Di Vincenzo, calcia, addosso a Narcisi, poi Lusileia, l'uscita di Cecconi. Renatigna, Diana Santos, Lusileia, l'appoggio, Diana Santos, il pallone rimane in quella porzione di parquet. Renatigna, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale subito battuta dal Foligno. Dos Santos blocca coda, Lusileia, Diana Santos, Renatigna, cerca l'1-2 Lusileia, Di Vincenzo calcio in scivolata, arriva Castagnoli, mette il pallone out. 7-0-2 ancora da giocare qui alla Pala Panzini. Diana Santos calcia addosso però da Dele Cecconi. Renatigna ruba l'ennesimo pallone, Renatigna fa tutto da sola, recupera, anticipa e mette a segno il 10-1. E di quanto segna il 10-1 ha segnato il numero 9 Renatigna. Doppietta anche per Renata Damatti.
Risultato tondo per il Bitonto, 10-1, ma mancano ancora 6 minuti e 40 da giocare. Narcisi, la palla è uscita, Coda, Pernazza, Diana Santos, Pernazza, Lusileia, Di Vincenzo, Narcisi, è partita Fortunati, Dos Santos, Narcisi, Pezzolla, Narcisi, alza la testa Cecconi, allunga Dos Santos, palla termina out, mentre dovrebbe arrivare a breve il momento di un'altra giovanissima calcettista, Francesca Buquicchio, che aveva fatto già l'esordio in Serie A l'anno scorso. Intanto occhio a Tampa, poi Pernazza, super Cecconi, doppio intervento, palla out. Dicevamo, sta per arrivare il momento di Francesca Buquicchio, classe 2006, anche lei protagonista con l'Under 19, intanto Narcisi, Di Vincenzo, Pernazza, palla dietro, poi Diana Santos, Fortunati, Dos Santos, Pezzolla, Dos Santos, palla out, nessuno è andata, nessuna compagna di Nayara Dos Santos è andata lì davanti, ha chiesto proprio alle sue compagne: andate in profondità che provo a servirvi. Arriva l'ingresso in campo di Mayra Badessa, scusate, non Francesca Buquicchio, Mayra Badessa, anche lei vale lo stesso discorso di Buquicchio, molto giovane, grande protagonista dell'Under 19. Palla proprio di Abadessa, palla mancino, palla termina out. Pezzolla, sbaglia Baldassarri, Tampa, Diana Santos, palo, Tampa, 11-1 e doppietta anche di Tampa. Il gol dell'11-1 l'ha segnato il numero 5, Lidian Tampa. Doppietta anche di Tampa, quindi Bitonto che allunga ancora, 4-0-8 alla chiusura. Bitonto che si porta sull'11-1. Abadessa, Tampa, Diana Santos, palla deviata da Narcisi. Poi l'ultimo tocco di Ferroni.
ora sta per arrivare il momento di Francesca Buquicchio, che vi anticipavamo prima. Con un risultato così ampio e acquisito, dato occhio a Tampa che prova a calciare. Marzoli sceglie di far fare un po' di minuti in Serie A le ragazze che hanno fatto benissimo nel loro percorso nell'Under 19, dimostrazione la vittoria nello spareggio di ieri al Pala Rigopiano, nelle testimonianze anche per una sorta di premio per quello che hanno fatto ieri. Tampa ha spazio per calciare, calcia Tampa, la tiene e anche molto bene Cecconi. Narcisi supera Nicoletti, supera anche Tampa, poi riesce in qualche modo Coda con l'aiuto di Abadessa a mettere la sfera out. Ed eccola Francesca Buquicchio. Palla out verso Pezzolla, Foligno in possesso, Narcisi palla dietro verso Cecconi, Nicoletti fa da filtro, ancora Nicoletti va a recuperare il pallone su Ferroni, rimessa laterale per le Umbre, 2:10 ancora da giocare. Narcisi calcia Baldassarri, palla che termina alta sulla traversa. Renatigna, Tampa, Nicoletti, Baldassarri prova a tenere Buquicchio, Nicoletti, Tampa, Renatigna, Nicoletti, sbaglia Renatigna e allora prova la sgroppata Pezzolla, ma trova ancora una super Coda sulla sua strada. Grande personalità della sedicenne entrata in campo nel secondo tempo dopo l'errore, sfodera una grande prestazione con concentrazione e lucidità. Bel prospetto Stefania Coda, pugliese, come dicevamo, classe 2008. 1:23 ancora da giocare, siamo agli sgoccioli. Tampa alza la testa, cerca Renatigna, palla lunga. Tanto si torna in campo già nel prossimo weekend. Bitonto che andrà a Verona al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto. Intanto occhio a Tampa dentro il pallone, palla out, c'è la deviazione di Ferroni. Foligno invece che affronta al Pala Paternesi la Lazio. Si giocano entrambe le gare il 10 novembre alle 20:30. Castagnoli prova a superare Coda, ancora però col corpo evita il peggio. Portiere del Bitonto, 50 secondi ancora da giocare. Buquicchio, pressata da Pezzolla, palla out, rimessa laterale per il Foligno. 11:1 il parziale. Bitonto che porta a casa un successo importante, soprattutto per tornare lì davanti in classifica. Intanto prova Ferroni,
risultato tondo, partita dominata per la squadra di Marzoli. Nicoletti, Tampa, c'è il fallo su Nicoletti di Castagnoli che chiede scusa a Susi Nicoletti. Ancora una manciata di secondi prima di salutarvi, darvi appuntamento alla prossima partita del Bitonto. Prova Buquicchio, palla sull'esterno della rete, c'è la deviazione, sarà corner. Buquicchio, palla fuori, Tampa mette giù il pallone, Tampa supera Ferroni, calcio a Tampa, Cecconi presente, arriva il fischio, arriva la sirena, arriva la chiusura di questa partita. 11-1 Bitonto che supera brillantemente questa sfida. Risultato tondo, prestazione sontuosa. Occhio a Coda, grande protagonista, esordio della giovanissima 16enne che ha convinto quest'oggi al netto dell'errore del primo tempo. E allora grazie per essere stati con noi e noi vi diamo appuntamento ovviamente sempre sul profilo YouTube della federazione a calcio femminile in Serie A.